Buongiorno, benvenuti al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Anche oggi un TG pieno di notizie, tantissima la cronaca che ci arriva dalle nostre redazioni in tutto il Veneto, tante le notizie di attualità, parleremo di siccità, parleremo di bollette, parleremo di sanità, come sempre un'ora il sabato di Focus TG con tutte le ultime notizie dal Veneto. Dovrebbero essere in arrivo anche i dati dell'ARPAV per quanto concerne questa fase non propriamente estiva dal punto di vista ovviamente del calendario, ma assolutamente con temperature altissime, quindi moltissime novità di cui parlare. Ma partiamo dalla cronaca, andiamo a vedere l'incendio al depuratore padovano di Canordio. La procura indaga per un rogo colposo. Incendio doloso, fascicolo aperto a carico di ignoti. Ha avviato un'indagine la Procura di Padova sul rogo divampato nella notte tra mercoledì e giovedì nell'area esterna del depuratore Canordio gestito da Acegas APS. Tutto il piazzale dove sono divampate le fiamme nel frattempo è stato posto sotto sequestro. A condurre le indagini gli agenti della squadra mobile della Questura di Padova che stanno passando al setaccio le telecamere di videosorveglianza. Resta quindi la matrice dolosa, l'ipotesi oggi più accreditata, un incendio di vaste dimensioni, quello scoppiato con diversi materiali bruciati in pochissimo tempo, fatto che induce gli investigatori a pensare all'utilizzo di un accelerante. Le fiamme hanno completamente distrutto 6 dei 7 container presenti nel piazzale, di proprietà di una ditta edile che sta eseguendo dei lavori nell'area. Sempre per quanto riguarda la cronaca ci arriva una notizia dall'Alta Padovana di cui poi parleremo fra poco con i nostri colleghi della redazione di Padova che se ne stanno occupando. Perde il controllo dell'auto, finisce contro un muro, l'auto si ribalta, un 26enne è morto in un incidente avvenuto nelle scorse ore a Gazzo Padovano. Poi avremo altre informazioni su questa vicenda. Ricordiamo che è l'ennesimo schianto dall'esito mortale avvenuto in Veneto in questi primi 6 mesi davvero drammatici del 2022. Passiamo in provincia di Vicenza, controlli straordinari, 5 espulsioni. 30 uomini delle forze dell'ordine sono stati impiegati consecutivamente nelle ultime 2 giornate per operazioni straordinarie di polizia interforze sul territorio comunale cittadino. Predisposti 4 posti di controllo lungo le principali arterie stradali in entrata e uscita dal comune, passati al setaccio sino a essere inoltrata le aree segnalate dagli stessi cittadini alla questura, dove si verificano spesso episodi di illegalità di tipo predatorio. Campomarzo, il Quadrilatero, i quartieri Maddalene, San Lazzaro, San Felice e San Pio X. 75 le persone identificate, di cui 27 stranieri, 23 con precedenti penali. Controllati inoltre 18 autoveicoli e 4 esercizi pubblici. Al termine dell'operazione il questore Paolo Sartori ha disposto 6 fogli di via obbligatori dal comune di Vicenza per altrettanti cittadini italiani con precedenti penali, 7 avvisi orali per italiani e stranieri con spiccata pericolosità sociale e 5 ordini di allontanamento dal territorio nazionale per 5 pregiudicati africani con l'obbligo di lasciare l'Italia entro 7 giorni. Andiamo in provincia di Vicenza ancora, ondata di furti nella Valle dell'Agno. Cornedo Vicentino. La Valle dell'Agno è travolta da una pesante ondata di furti messi a segno da balordi alla ricerca anche di pochi spiccioli. Il sindaco Francesco Lanaro ha chiesto ai carabinieri di Valdagno e alla polizia locale di intensificare i controlli notturni. I poteri del sindaco in questi casi sono veramente limitati, ma vi posso garantire di essere costantemente, ora per ora, in contatto con la polizia locale Valleagno e con la compagnia dei carabinieri di Valdagno, che hanno intensificato i controlli notturni su tutto il territorio al fine di porre fine a questo fenomeno. Le indagini su alcuni filmati che mi sono pervenute sono già in corso. Il sindaco invita i cittadini a non lasciare nulla di incustodito fuori da casa e di chiudere bene le porte. A quanto pare, infatti, i balordi che stanno girando sono ladri, non rapinatori, e non utilizzerebbero sistemi violenti per strappare il loro bottino. Questi delinquenti conoscono bene la differenza tra furto e rapina e i loro intenti non sono infatti violenti, ma solo di arraffamento di qualche poco spicciolo di euro. Lo spegnimento dei lampioni di notte a causa del caro energia, assicura il sindaco,
non è correlato con questi furti che verrebbero compiuti a tutte le ore della sera. Alle polemiche apparse su alcuni social circa lo spegnimento dell'illuminazione pubblica dalle 24 alle 5 di mattina a causa del caro energia, posso confermare non vi sia correlazione. I furti avvengono in tutte le ore della sera, sino alle prime luci dell'alba, in tutta la vallata del Lagno, da nord a sud. Ricordo poi che il nostro territorio è comunque sempre stato per metà non illuminato, circa 30-35 contrade su 62, e questo rafforza il fatto che non vi sia collegamento tra le due cose. Confido nell'operato dei carabinieri e delle forze dell'ordine. Per ogni evenienza chiamiamo il 112 e confidiamo veramente nel loro lavoro. Restiamo nella pagina della cronaca, ampliamo un po' lo sguardo su quello che sta succedendo in Veneto. Non c'è pace per il celebre petroliere Giancarlo Miotto. Non c'è pace. Buongiorno. Piove sul bagnato. Sono le prime parole del petroliere Giancarlo Miotto, 80 anni, subito dopo l'assalto subito nella sua villa lo scorso 15 novembre, quando i malviventi avevano fatto irruzione, sequestrando la sua famiglia e portando via preziosi e denaro. Parole che oggi suonano quanto mai profetiche. Non c'è pace, aveva detto, parlando della rapina, del fallimento della sua azienda ed ora del procedimento penale che lo vede coinvolto, accusato di violenza sessuale dalle sue 2 colfe filippine. Le 2 donne, 41 e 36 anni, hanno raccontato di essere state costrette a rapporti sessuali nella villa di Miotto ed avrebbero presentato al momento della denuncia un video. Un filmato che invece, secondo l'80enne, dimostrerebbe un rapporto consensuale. L'imprenditore, spiega l'avvocato Enrico Maria Ambrosetti, legale di Miotto, non ha mai disconosciuto i rapporti con le 2 colf, ma ha sempre ribadito fossero consenzienti. Per il momento Miotto non ha ricevuto nulla riguardo la richiesta di rinvio a giudizio, che potrebbe arrivare però a breve. Sarebbero una decina i casi di violenza denunciati dalle 2 colf, violenze che sarebbero state portate a termine all'interno della villa dove lavorano, secondo quanto raccontato dall'80enne, anche altri dipendenti. Il mio assistito termine legale è sereno da un punto di vista legale e dispiaciuto per quanto sta accadendo. Da un punto di vista risarcitorio è stato raggiunto un accordo tra le parti che a questo punto rinuncerebbero a costituirsi parte civile nell'eventuale processo. E di risarcimento si parla anche nel prossimo servizio che si collega alla tragedia della 28. Vediamo. Noi come famiglia Fragasso e famiglia Rizzotto, tassativo che non vogliamo non vogliamo denaro da lui, e spero anche dalla parte di Davis. Alain Fragasso non vuole nemmeno sentire parlare di denaro per lui, che porta tatuato nel braccio il volto di sua figlia Jessica. È inconcepibile parlare di soldi, ma la scelta dell'ex compagno di Sara Rizzotto, Davis da Ross, è stata diversa. Quest'oggi si è raggiunto un accordo con la difesa del 61enne Dmitry Traikov per una forma di risarcimento autonoma di 70.000 euro nei confronti delle figlie di Sara, 35.000 euro a bambina. Sono già stati consegnati 70.000 euro, quindi rimangono un gesto di presa di consapevolezza da parte dell'imputato del dolore che la sua condotta colposa ha causato. Davis da Ross spiega la sua scelta. Ho accettato la proposta dell'imputato, nata di sua spontanea iniziativa, di versare una somma di denaro finalizzata a dare aiuto nel mantenimento delle mie figlie, nell'esclusivo interesse delle bambine, anche perché le somme sin d'ora raccolte a titolo benefico dovranno essere divise con le altre famiglie coinvolte e saranno appena sufficienti per me a coprire le spese funebri ed i debiti sorti. Ci tengo a precisare che la somma ricevuta non comporta alcuna riduzione di pena per l'imputato, non avrà alcuna conseguenza negativa per le altre parti civili che conservano intatta la propria posizione, né preclude in alcun modo il risarcimento del danno che sto perseguendo e continuerò a perseguire sempre nell'esclusivo interesse delle bambine in sede civile. Fortemente contrario alla decisione è Alain Fragasso. E lui è l'ex compagno della Sara e è lui che, se ha accettato lui, sa che va incontro a delle conseguenze, nel senso che delle critiche sicuramente, anche da parte nostra comunque, perché noi dal primo giorno le abbiamo detto di non accettare. Ha pensato alle bambine?
Ha pensato alle bambine, però non ha pensato alla Jessica e alla Sara. Se si vuole bene a delle persone non si guardano i soldi. Mi dispiace perché io con Davis ci vado d'accordo, però non si comporta così, assolutamente no. Cioè proprio zero. Io nei suoi confronti, cioè io al suo posto non l'avrei mai fatto. Una vicenda di cui parleremo di sicuro ancora nelle prossime edizioni della nostra informazione. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Ci arriva adesso una nota della Questura di Vicenza, una notizia riguardante un parapiglia, se possiamo chiamarlo così, in un locale notturno vicentino dove durante un controllo è stato trovato un militare statunitense in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto, ci fanno sapere dalla Questura, all'eccessiva assunzione di sostanze alcoliche. Il militare si è rifiutato di sottoporsi al controllo ponendo una violenta resistenza, insomma ha aggredito e ferito gli agenti della Questura, il personale della Questura, ed è stato fermato con il taser, ovvero lo storditore, la pistola elettrica in dotazione ormai anche a Vicenza, un uso, insomma se ne fa sempre più spesso uso, questo è da capire quanto potrà incidere sul lavoro della Questura, ma delle forze dell'ordine in generale. Poi la nostra redazione vicentina sta preparando un servizio per il TG Vicenza di questa sera. Andiamo avanti con la nostra cronaca. Sono stati fissati i funerali del 31enne padovano morto mentre pilotava l'elicottero che doveva portare degli ospiti internazionali da Lucca a un'azienda della marca Trevigiana. Vediamo. Lutto cittadino nella piccola comunità di Polverara che si prepara a dare l'addio martedì mattina alle 9 nella chiesa parrocchiale a Corrado Levorin, il giovane pilota di elicotteri vittima di un incidente in volo dopo essere precipitato con il suo Agusta Koala sul monte Cusna lungo il versante emiliano dell'Appennino. L'elicottero della Avio Helicopters di Thiene, che da giorni faceva la spola tra la Toscana, dove era in corso una fiera internazionale della carta e un'azienda di Resana, era scomparso dai radar il 9 giugno. Dopo 2 giorni di ricerche, il velivolo era stato rintracciato. Tutti senza vita gli occupanti, Levorin e 6 manager, 4 turchi e 2 libanesi. Conosciuto e molto amato, Corrado Levorin lascia i genitori attorno a cui si sta stringendo in questi giorni tutta la comunità. E mercoledì prossimo ci sarà l'addio anche a Gabriela Serrano, la donna uccisa, vi ricorderete, a Vicenza durante quell'incredibile episodio di violenza. È il volto sorridente di Gabriella, Gabrio, Mami, come era conosciuta, quello che annuncia la comunità di Rubano la data dell'addio. Un funerale che dopo il nulla osta arrivato dalla procura di Vicenza sarà celebrato mercoledì 22 giugno alle 15:30 nella chiesa parrocchiale San Fidenzio di Sarmeola di Rubano. Mancata improvvisamente l'8 giugno all'affetto dei suoi cari, una frase dolorosa che racconta come in un lampo la sua vita sia stata spezzata da un colpo di pistola sparato con freddezza dal suo ex compagno, il 42enne bosniaco Zlatan Vasiljevic, che poco dopo nel quartiere Gogna di Vicenza ha ucciso anche l'ex moglie Lidia Milikovic per poi rivolgere l'arma contro se stesso e uccidersi. Gabriela lascia 2 figlie, una maggiorenne e l'altra minorenne, un grande dolore in quanti l'hanno conosciuta e amata e in quanti continuano a chiedersi il perché di una strage lucida che ha lasciato tutti senza parole.
Adesso chiudiamo per un attimo la pagina della cronaca, pronti ovviamente a riaprirla se dovessero arrivare notizie dalle nostre redazioni. Stiamo aspettando anche novità sull'incidente mortale avvenuto a Gazzo Padovano, nell'Alta Padovana, di cui vi abbiamo dato notizia all'inizio del nostro telegiornale, quindi poi riapriremo ovviamente questa pagina. Adesso però iniziamo a parlare di quello che sta accadendo in Veneto con il meteo e tutte le ricadute. Ad esempio, con la regia di Fabio Verin possiamo farvi vedere questa pagina ufficiale dell'ARPAV, questo è il sito dell'ARPAV, che ci dice i valori record nella giornata di ieri, record nel senso temperatura più alta, temperatura più bassa e via dicendo. Allora, l'abbiamo ingrandito un po', vediamo che la temperatura più alta è stata raggiunta a Tre Baseleghe e sono stati superati i 35 gradi, ovvero 35,2. La temperatura minima, si parla naturalmente di temperature minime non in montagna dove ci sono alcune zone comunque vicine allo zero, sulle Dolomiti o si va su temperature un po' più accettabili in altre zone della montagna veneta, però 17 gradi a Roncade, una minima di 17 gradi, lo ricordiamo, non è poi granché, perché case, palazzi, strade, piazze, insomma soprattutto le città fanno poi fatica a cedere il calore accumulato durante il giorno e quindi la vivibilità anche notturna è piuttosto bassa. 14 mm di precipitazioni, 2 gocce sono venute in alcune zone del Veneto e un po' di vento a Campagnalupia, ma il dato più importante, più impressionante della giornata di ieri sono i 35 gradi già sforati, già polverizzati a Tre Baseleghe. Adesso, mentre noi cerchiamo gli altri dati, vediamo se riusciamo a farvi vedere qualcosa anche della giornata di oggi. In questo momento, questi sono dati anche questi in diretta, vediamo che ormai i 28-29 gradi sono stati superati alle 11 di questa mattina in quasi tutto il Veneto. Ci sta un po' meglio potete vedere sulla fascia litoranea dove le temperature sono un po' più basse, ma i 30 gradi per esempio a Lonigo già sforati, anche a Tribano, vediamo, insomma una situazione piuttosto complessa. Poi dovrebbero arrivare anche quelli di ieri in generale e possiamo già dirvi comunque che i 30, 32, 34 gradi sono stati superati in tante zone del Veneto. Questo sta causando una serie di problemi, non ultimo quello della siccità. Siamo andati con la nostra redazione padovana a vedere qual è la situazione della Brenta, vediamo. Ci troviamo sul fiume Brenta tra Limena e Vigo d'Arzare, in quello che viene definito le cascate del Brenta. Dove sono io in questo momento di solito passa l'acqua, questa diga dove mi trovo in questo momento qui in teoria dovrebbe passare l'acqua, e con me c'è Moreno Boschello che è assessore alla protezione civile e molte altre deleghe del comune di Vigo d'Arzare, ma è qui oggi in veste di assessore alla protezione civile per spiegare un po' la situazione di siccità e la situazione del Brenta. Questa opera serve per attenuare le acque che vanno verso il mare. Invece da giorni, anzi da settimane, è completamente all'asciutto. Eh sì, perché purtroppo la portata del fiume Brenta è pochissima, quella che vediamo di fronte a un valore di circa 15-20 metri cubi al secondo. Quando il fiume sta bene siamo, non so, credo neanche un metro cubo forse meno di un metro cubo al secondo, e questo è la quantità d'acqua che alimenta il fiume Brenta, pochissimo. L'emergenza principale è per l'agricoltura, perché insomma l'acqua è poca. Diciamo che adesso è un'emergenza legata per ora soprattutto all'agricoltura, in quanto ci sono delle culture in atto che hanno bisogno di acqua per la loro vegetazione, tipo il mais, tipo l'orzo. E se in 15 giorni non cambia il tempo e il consorzio di bonifica, i consorzi non riescono ad alimentare i canali irrigui per fare l'irrigazione di cui queste culture hanno bisogno, c'è un forte rischio che ci sia, che vadano tutte quante a secco. Le falde però sono al minimo storico da quando si è cominciato a monitorarle, quindi dal 2005. E quindi bisognerà che abbiamo molta attenzione per l'acqua, per usarla solo quando è assolutamente necessario.
Ci arriva proprio in questo istante una nota dell'ANSA, un lancio di agenzia nazionale che ci dice che per la Coldiretti le acque del Po non sono mai state così basse addirittura da 70 anni. E allarme siccità per l'associazione di categoria degli agricoltori, secondo cui il livello idrometrico del fiume Po al ponte della Becca Pavia è sceso a meno 3,7 metri su livelli più bassi da almeno 70 anni. In sofferenza anche grandi laghi come Lago Maggiore, sceso al minimo storico con un grado di riempimento del 22%, mentre quello di Como, naturalmente parliamo di dati che ci arrivano dall'ANSA nazionale, è al 25%, una situazione drammatica secondo Coldiretti, un 2022 segnato fino ad ora da precipitazioni, e questo l'abbiamo visto, praticamente dimezzate, con mancanza di pioggia che in alcune zone dura da quasi 3 mesi, con il ricorso all'autobotti, razionamenti, misure restrittive per innaffiare orti e giardini. Tutto questo non può che creare ricadute anche sul pericolo incendi. Ne abbiamo parlato con i vertici del parco regionale dei Colli Euganei. Sentite. C'è però grande preoccupazione. 2 anni fa, ci ricordava poc'anzi Riccardo Masin, già eravate in piena emergenza. La siccità di questo momento vi sta facendo preoccupare? Sì, in effetti gli ultimi episodi di incendio all'interno del Parco Colli sono successi nel 2020, mi ricordo benissimo perché eravamo in pieno lockdown, quindi il Monte Solone a Torreglia, un incendio di dimensioni molto importanti, circa 4-5 giorni per lo spegnimento, con l'impiego veramente di moltissimi mezzi da parte dei vigili del fuoco, dell'antincendio boschivo, dei servizi forestali, e poi 15-20 giorni dopo quello di Rocca Appendice. E effettivamente abbiamo una situazione meteo che non ci aiuta. Stiamo attendendo proprio in queste ore un ulteriore inasprimento di quelle che sono l'allerta per il controllo del nostro territorio. Che cosa implicherà lo stato di allerta per i cittadini, Sindaco? E per i cittadini sicuramente l'inibizione da quelle che sono tutte le attività un po' connesse alla parte agricola di quello che è l'abbruciamento delle ramaglie, che era stata autorizzata fino a 15-20 giorni fa, dopo che avevamo già avuto uno stato di allerta molto importante nei mesi di febbraio e marzo, proprio dovuti sempre al periodo di forte siccità, interrotto da quelle brevi piogge che sono avvenute tra il mese di aprile e maggio, e poi una massima allerta di controllo da parte delle istituzioni, quindi sto parlando sicuramente dei servizi forestali nel nostro territorio e dall'antincendio boschivo. Non si possono fare neanche barbecue, lo diciamo per chi magari ha intenzione di organizzare qualche picnic nonostante il caldo sui vostri bellissimi colli. No, è vietato qualsiasi tipo di accensione, qualsiasi tipo di fuoco. Diventa pericoloso in questo momento anche il mozzicone di sigaretta. Ci prestiamo volentieri a diffondere quindi questo appello alla massima attenzione. In questo caso si parlava dei Colli Euganei, ma sappiamo che sono molte le zone del Veneto in sofferenza sotto questo profilo. Siccità, irrigazione non vanno affatto d'accordo. Il Consorzio di Bonifica Brenta dispone lo stop all'irrigazione, appunto. Emergenza idrica causa siccità, posticipati di una decina di giorni turni di irrigazione in partenza dai canali del Brenta. Fiume in forte sofferenza con una portata di 25 metri cubi al secondo e per legge il deflusso vitale di 5 metri cubi al secondo. Ai canali ora mancano 5 metri cubi al secondo e a nulla sono servite le richieste avanzate alla Regione Veneto dal Consorzio di Bonifica di anticipare l'acqua dalla diga del Corlo, previsto per il 1° luglio. Niente. Dalla Regione nessuna risposta a questa richiesta in emergenza, tanto che l'ente consortile si è trovato costretto a posticipare le irrigazioni, dicevamo, chiudendo la roggia Grimana Vecchia e canale unico 2 in destra Brenta, le rogge Bernarda, Civrana, Michele e Morosina in sinistra Brenta. Sarà data comunque priorità al servizio irriguo nelle aree dotate di maggiore affluenza idrica, mentre saranno sospese tutte le irrigazioni di soccorso. Nel frattempo sarà avviato un monitoraggio per eventuali misure da intraprendere per cercare di arginare una situazione che, come già detto, rischia di minare tutte le colture del nostro territorio. Restiamo a Bassano e parliamo ancora di ambiente, perché i celebri lecci del Viale dei Martiri, testimonianza di una pagina di storia terribile non solo per Bassano ma per il Veneto, l'Italia di quel periodo storico, sono in sofferenza. Vediamo perché.
Sono 17 i lecci ammalati qui in Via dei Martiri, un attacco parassitario che, come vedete, piano piano sta uccidendo tutte le foglie degli alberi. Assessore, che cosa sta succedendo? È un piccolo parassita, diciamo, che sta intaccando i nostri lecci, un pezzo di storia della nostra città, provocando dei danni fogliari. Qui potete vedere le varie fasi, no, dei danni che sta facendo questo piccolo parassita, con la foglia che poi va completamente in collasso, decretando proprio la sofferenza poi della pianta. Siamo intervenuti immediatamente con SIS attraverso un trattamento endoterapico. Sono delle iniezioni che aiutano la pianta poi a reagire a questo attacco parassitario. Nel 90% dei casi la pianta reagisce in maniera positiva. C'è un leccio però che rischia di morire? Sì, sono 17 i lecci che sono malati, perché poi il parassita ha una diffusione molto rapida, i lecci sono tutti allineati, 17 sono quelli malati, 16 molto probabilmente guariranno tutti, uno è messo un po' in condizioni un po' più precarie. Predisporremo ovviamente la sostituzione con un albero idoneo. Assessore, a rischio uno dei simboli più importanti della città. Assolutamente, i lecci sono il simbolo di questo viale dei Martiri è una delle pagine più tristi della nostra storia, per cui preservarlo e tutelarlo credo che sia una priorità di tutti. E il caro energia colpisce anche i comuni. A Cittadella si decide di spegnere le luci. Non sono bastati i lampioni spenti a marzo. Il comune di Cittadella deve mettere ancora mano all'impianto di illuminazione pubblica e attenuare o chiudere altre luci per non essere costretto a tagliare servizi ai cittadini. Da lunedì 20 giugno si provvederà a partire dalle 2 di notte allo spegnimento parziale all'interno delle mura del centro storico e dei borghi, escluso Campo della Marta, all'attenuazione sulle rotatorie Via Nova, Via Meianiga e Via Rometta, allo spegnimento totale dalla mezzanotte alle 6 dei rimanenti impianti di illuminazione pubblica. Tutto questo fino al 31 dicembre per risparmiare circa 300.000 euro. Ancora una volta i comuni si trovano da soli senza alcun tipo di iniziative da parte del governo. Il laconico commento del sindaco Luca Pierobon. E da Coldiretti ci fanno sapere, tramite l'ANSA, che superano i 2 miliardi di euro i danni causati dalla siccità all'agricoltura. Lo sostiene appunto l'associazione di categoria, secondo cui più di un quarto del territorio nazionale è addirittura a rischio desertificazione. Il 28% del territorio nazionale è a rischio desertificazione, per le notizie che ha Coldiretti. Sta affrontando una situazione di grave siccità che riguarda sia le regioni del sud che quelle del nord, dove la grande sete assedia città e campagne con autobotti e razionamenti in case, orti e giardini, fiumi in secca, e l'abbiamo visto, laghi svuotati e campi arsi. Ovviamente tutto questo non può che creare poi problemi a cascata, e noi cercheremo di fare chiarezza, di raccontarveli qui nel nostro Focus TG e nei nostri telegiornali. Problemi anche per il super bonus 110. Che fosse difficile da ottenere era cosa nota, ma adesso che è bloccato e i fondi sono stati prosciugati, il super bonus 110 rischia di diventare un grosso problema per imprese edili e cittadini che lo avevano già richiesto. Il dramma è che non sappiamo nemmeno se cominciare a prendere altri lavori, perché in questo clima di incertezza si blocca tutto. Tra le materie prime che sono incrementate, ricordiamo che le imprese edili hanno assorbito tutti gli aumenti, perché molte volte ormai i preventivi erano già bloccati. Ci troviamo a dover pagare tutti i nostri salari, i salari dei nostri ragazzi che lavorano con noi da decine d'anni, e i fornitori che ci pressano perché siamo continuamente in ritardo. Fermiamo questo disastro, altrimenti il 50% delle ditte padovane salterà. Il dramma è soprattutto per quelle aziende che hanno già iniziato i lavori e li devono bloccare. Prima c'erano le frodi legate al 110, ma soprattutto al bonus facciate. Adesso abbiamo problemi di liquidità perché i lavori fatti non riusciamo ad incassarli. È un dramma se cominciamo a non pagare più i nostri operai, e soprattutto è un dramma se le aziende scompaiono. L'appello ai parlamentari che facciano pressing sul governo per sbloccare la situazione. Intanto anche le banche sono le prime a non concedere più crediti. Hanno completamente bloccato tutti quanti questi pagamenti. Adesso ci sono degli spiragli dal punto di vista dei privati. I privati stanno comprando adesso al 95-93% questi crediti, che ricordiamo a volte sono stati scontati con il 100, con il 105, quindi alla fine si sta
creando anche una forma, non dico di speculazione, ma è molto simile. Quindi stiamo molto attenti a quello che sta succedendo, perché aziende molto liquide adesso hanno la necessità di comprare anche questi crediti, perché fanno gola a molti. Il sistema funziona, il fatto è che il governo deve dire andiamo avanti o non andiamo avanti con questo 110. Cambiamo decisamente argomento, vediamo una tegola che potrebbe colpire la sanità del Veneto. La Regione, quando ha avuto conoscenza di queste informazioni che un po' circolavano nel mondo delle aziende sanitarie, ha avviato subito una ricognizione delle proprie aziende con i propri direttori generali per conoscere in dettaglio qual è la posizione rispetto al tema del collocamento a riposo per ciascuno dei direttori generali di tutta la Regione Veneto. Laconico il direttore generale della Sanità del Veneto sulla vicenda che potrebbe coinvolgere e stravolgere le aziende sanitarie della nostra Regione. Quando avremo acquisito le risposte valuteremo anche quali sono dal punto di vista legale le ricadute e le singole prestazioni. Risposte, assicura Flor, che arriveranno in breve tempo, già la prossima settimana. Tutto parte dall'inchiesta avviata dalla Corte dei Conti sul caso di Giampaolo Stopazzolo, vicentino ma direttore generale dell'azienda di Potenza. La questione è tanto semplice quanto complicata se fosse accertata. In pratica, nelle ore scorse, sotto la lente di ingrandimento è finita la posizione di Stopazzolo. A suo carico è stato aperto un fascicolo per danno erariale, perché ricopre il ruolo di vertice dell'ULSS Lucana, nonostante sia in pensione come medico, sommando dunque le due retribuzioni. Un vero uragano che ha messo in allerta il Veneto. Almeno 6 potrebbero, perché incondizionale d'obbligo, finire in questo vortice. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben, dell'ULSS 2 Trevigiana, Francesco Benazzi, dell'ULSS 3 Veneziana, Edgardo Contato, dell'ULSS 8 Berica, Maria Giuseppina Bonavina, il direttore della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Francesco Cobello, persino lo stesso Luciano Flor, il vertice della sanità regionale, ed altri numeri 2 e numeri 3 delle aziende sanitarie della nostra regione. La questione gira tutto attorno alla pensione, se i direttori generali in quiescenza la percepivano o meno. Nel caso in cui l'incarico dirigenziale sia iniziato prima della sospensione, sarebbe possibile un cumulo che non ecceda i 240.000 euro. Ma il Consiglio di Stato in realtà dice altro nel prevedere questo caso specifico. Nell'ipotesi in cui venga conferito incarico a un soggetto ancora in servizio, per evitare illusioni al momento della collocazione in quiescenza, il rapporto deve trasformarsi in un rapporto a titolo gratuito. Cosa accadrebbe nel caso ci fosse questa situazione in Veneto? Sulla possibilità di eventuali commissariamenti o cambiamenti ai vertici, il dirigente Flor frena. Non abbiamo ancora i dati e dobbiamo verificare attentamente ogni singola istruttoria. Una recente delibera della Regione Veneto che porta a 67 anni l'età lavorativa per i dirigenti di area regionale consente ai direttori generali in quiescenza di essere retribuiti per il loro ruolo di vertice a patto di rinunciare alla pensione. Insomma, una questione tutta da chiarire. Cambiamo ancora argomento, vi ricorderete nel telegiornale di ieri vi abbiamo fatto vedere le immagini delle autorità di Chioggia che aspettavano l'arrivo della prima nave da crociera dopo tanti anni e ecco il servizio. Accolti dai tamburi dei figuranti della Marcigliana stanno sbarcando i primi passeggeri della nave Viking che attracca qui oggi al porto di Chioggia. Una giornata storica. A bordo circa 800 passeggeri provenienti soprattutto dagli Stati Uniti. Visiteremo la nostra piazza preferita, Piazza San Marco. Berremo il più possibile e compreremo un vetro di Murano che sicuramente roperemo quando arriveremo a casa, ci racconta questa turista del New Mexico. Un evento significativo per la città e per la portualità veneziana. Chioggia infatti è entrata a far parte del progetto degli approdi diffusi predisposto dall'autorità portuale dopo l'estromissione delle navi dal canale della Giudecca. Ad accoglierla autorità civili e militari. Ma è un'opportunità per turismo nuovo che arriva nella nostra splendida città e un'opportunità anche di lavoro e di sviluppo comunque del territorio della città di Chioggia. Quindi una soddisfazione immensa. Siamo andati ad accogliere proprio in mare aperto la Viking Sky.
Un progetto fortemente voluto dal sindaco e realizzato in sinergia con autorità portuale e capitaneria di porto. Abbiamo fatto una corsa in avanti per consentire l'arrivo di una nave che diversamente se ne sarebbe andata. Il nostro compito è quello di salvare la crocieristica, lo stiamo facendo con tutte le attività commissariali e questo è un primo passo anche per dare un'ulteriore possibilità. Il governo ieri ha anche sancito l'estensione dei poteri del commissario a Chioggia, quindi noi abbiamo un pochino anticipato per oggi le decisioni del governo. Da domani le navi arriveranno anche alla banchina Lombardia, quindi non solo la banchina Liguria che era stata inaugurata dal ministro Giovannini, ma abbiamo firmato oggi tutti gli atti che autorizzano ad andare anche alla Lombardia come previsto dal decreto. Lo scalo clodiense è stato scelto dalla compagnia per l'itinerario dell'Adriatico orientale. La nave farà rotta verso Spalato per raggiungere i porti di Dubrovnik, Kotor, Corfù e Olimpia. La Viking Sky resterà ormeggiata a Chioggia fino a domenica, ma le ambizioni del comune sono di consolidare il progetto. A Chioggia stiamo lavorando per avanzare, ma non per far concorrenza a Venezia, perché poi qualche passeggero sicuramente andrà in visita a Venezia, a Padova e nel nostro Veneto. Però puntiamo molto già in questi primi 3 giorni a far trattenere i passeggeri a Chioggia e vorrei che Chioggia diventasse l'hub della Viking. Quindi Chioggia un porto sicuro che non dice no alle crociere, ma che vuole collaborare con la Viking e perché no? Chioggia è un punto di partenza e di arrivo per tutte le toccate della Viking nell'Adriatico, nel nord dell'Adriatico. Un buon punto di partenza, una buona notizia, ma ci sono anche preoccupazioni. Sentiamo. Adesso il lavoro comincia a riprendere, grazie al lavoro dell'autorità portuale siamo riusciti a riprendere un po' di mercato, ma è chiaro che fino a che non abbiamo la certezza di un terminal dedicato alle navi da crociera, noi saremo sempre nell'incertezza. Dobbiamo vivere alla giornata ancora per molto tempo, fino a che non si troverà una soluzione definitiva, che sono soggette ai bandi di gara che c'è per la soluzione a Marghera e quella per la soluzione offshore che il Ministero delle Infrastrutture ha emanato durante la pandemia. Se da un lato l'arrivo della Viking Sky nel porto di Chioggia fa ben sperare per il settore della crocieristica e l'indotto connesso, portando turismo e lavoro, dall'altro c'è ancora molta preoccupazione, come racconta il presidente dei portabagagli, che da anni ormai chiedono al governo risposte che non arrivano e non solo quelle. Per noi è una speranza, però siamo molto lontani da avere certezze del lavoro. Noi eravamo in 180 che facevamo il servizio, adesso siamo restati in 40. E questo per il momento ci crea dei grossi problemi, pensando che nessuno in questo frangente ci ha dato un aiuto. Stiamo ancora aspettando gli indennizzi da dicembre e non abbiamo certezze di quanto ci daranno e quando ce li avremo, perché quei soldi per noi sono importanti per riprendere l'attività, perché dopo 2 anni e mezzo di chiusura totale non abbiamo più le risorse per poter programmare l'attività dell'azienda. Ora facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo davvero fra poco e andiamo subito a vedere lo schianto costato la vita a un giovane a Gazzo Padovano, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Riapriamo, come vi avevamo promesso, la pagina della cronaca, andiamo nell'Alta Padovana dove si è verificato l'ennesimo incidente di questa stagione davvero drammatica con esito mortale. Ce ne parla Chiara Gaiani che è sul posto assieme a Cristian Rocchiaiende. Buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo a Gazzo Padovano, quella che vedete alle mie spalle, la strada provinciale bassanese. Ecco, arrivava proprio da Gazzo Padovano Davide Ceccato, 26 anni, con il suo doblò. La sua corsa, dopo vedete quella curva a gomito, è finita contro questa casa che vedete alle mie spalle e proprio qui ha finito la corsa. Sono ancora visibili sull'asfalto
sull'asfalto i segni dei soccorsi di chi è arrivato durante la notte. Erano circa le 3 e Davide Ceccato è stato immediatamente soccorso da una vicina di casa perché probabilmente stava proprio tornando a casa. A quell'ora hanno avvisato i soccorsi, chiamato il 118, i vigili del fuoco che stanno anche passando in questo momento. Poi è arrivata anche la polizia stradale, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre dai rottami il corpo di Davide Ceccato. Il suo giovane cuore ha lottato per circa 2-3 ore nell'ospedale di Cittadella, dove è stato immediatamente soccorso. Purtroppo non ce l'ha fatta. Una giovane vita spezzata. Davide tra l'altro viveva proprio qui, era un ragazzo ben voluto e amato da tutta la comunità. Se non ci sono altre domande da studio, da Gazzo Padovano, e ringraziando Cristian Rochaiende che è qui con me per la collaborazione tecnica, ti restituisco la linea. Chiara, allora solo un dettaglio, visto che abbiamo visto passare i vigili del fuoco, giusto per capire che non ci sia qualcosa di importante, ci risentiamo o ci contattiamo per poter dare eventualmente la notizia in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, poi stasera nei TG, certo, nei TG vediamo. Assolutamente. Vediamo in modo più approfondito anche questo ennesimo incidente stradale. Restiamo nella pagina della cronaca, ringraziamo Chiara Gaiani e Cristian Rochaiende per questo collegamento. Andiamo in un'altra zona del Veneto, andiamo nel Veneziano, trovati i razzi inesplosi tra i rifiuti. Scoperti nell'impianto di Fusina oltre 40 razzi di segnalazione inesplosi, quindi estremamente pericolosi per l'incolumità degli addetti. Veritas l'ha segnalato alle forze dell'ordine, a Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Prefettura e Procura. In diversi casi i rilevatori automatici di scintilla inseriti nelle linee di trattamento del rifiuto secco residuo ne hanno permesso l'individuazione e l'immediato spegnimento. Spesso però i razzi più piccoli riescono a superare i controlli e quindi esplodono durante la triturazione, mettendo in pericolo l'incolumità degli addetti e provocando incendi che devono essere spenti dal personale dell'impianto. Veritas ricorda a tutti i cittadini l'importanza di far bene la raccolta differenziata, dividendo con cura i vari materiali ed evitando di conferire rifiuti pericolosi o che potrebbero nuocere a chi li tratta. Una notizia di servizio: sabati d'estate la città murata di Cittadella chiude il centro alle auto. Negli ultimi anni l'esperimento ha funzionato, per questo il Comune accoglie la proposta dell'associazione Vivi Cittadella e dei commercianti del territorio e torna a proporre lo stop alle auto in centro storico in tutti i sabati sera d'estate. L'area all'interno delle storiche mura diventerà pedonale dalle 20 all'1:30 della domenica, con l'accesso consentito solo ai residenti e agli aventi diritto. Si parte già sabato 18 giugno e si andrà avanti fino all'11 settembre. Si tratta di un modo per consentire ai cittadini una maggiore fruizione del centro storico, ha spiegato il sindaco Luca Pierobon. L'iniziativa rappresenta un volano per l'economia delle nostre attività, con l'arrivo di numerosi turisti nella nostra città. Parliamo di politica, apriamo la nostra pagina riguardante anche le amministrazioni comunali, i sindaci che dicono noi siamo meno autonomi di 20 anni fa. Abbiamo parlato per tanti anni di autonomia, ma io vi assicuro che 20 anni fa il mio comune era molto più autonomo di quello che è oggi. Oggi dipendiamo troppo da Roma. Sindaci non sempre tutelati, sindaci senza risorse e poco personale, sindaci senza autonomia. La rielezione per molti primi cittadini è stata una conquista, seppur amara, viste le difficoltà sempre crescenti, l'impossibilità di gestire autonomamente le entrate e poi la burocrazia. Devi rendere conto a tutti i livelli sovraordinati e c'è una mole di lavoro in più amministrativo per poter fare le stesse cose che 20 anni fa si facevano con molta meno fatica. La figura del sindaco è diventata
più importante per certi versi, però dall'altra ha veramente le mani legate. Oggi il bilancio è ingessato, ci sono molte meno risorse di una volta, non si può fare quello che si voleva, come ammesso che una volta si potesse fare, però era molto più semplice. A dirlo Franco Bonesso, alla guida del comune di Trevignano per la terza volta, comune virtuoso, sindaco per 10 anni, poi assessore, ora di nuovo primo cittadino, stesso percorso che lo accomuna alla collega di Cappellamaggiore Maria Rosa Barazza. Come si toglie l'autonomia? Non solo togliendo la possibilità di avere imposizione propria, cioè tasse proprie. Se noi potessimo avere le nostre tasse e su quelle giocarci la nostra attività amministrativa e dare ai nostri cittadini servizi, saremmo a posto. In realtà siamo tornati ad una finanza derivata. Tagli lineari e limiti alla spesa sul personale che hanno svuotato l'autonomia degli enti locali. Stefano Bosa, rieletto a Resana, conferma: sto pregando mio dipendente di non andare in pensione. I tagli che sono stati nel passato stanno penalizzando parecchio gli attuali amministratori. Nel mio caso, il mio comune, nei prossimi 5 anni ci saranno altri 4-5 pensionamenti su un personale di 20 unità, quindi sono parecchi. Non nascondo il fatto che anche recentemente ho dovuto quasi supplicare un dipendente: aspetta prima di andare in pensione. Insomma, fare il sindaco è diventata una vocazione. O hai la passione per il tuo comune, voglia di fare, di mettersi a disposizione degli altri per il bene comune, altrimenti diventa veramente un'impresa ardua. Difficilmente persone nuove si avvicinano e hanno voglia di cimentarsi in questa bellissima esperienza. Andiamo a Padova invece a vedere qual è la situazione dopo il voto. Dopo Palazzo Moroni potrebbero aprirsi anche le porte di Palazzo Santo Stefano, sede ufficiale della provincia di Padova, per il sindaco neoeletto Sergio Giordani. Una domanda che si rincorre nella città del Santo, dove a Fabio Bui, ormai ex presidente ed ex sindaco, potrebbe succedere il primo cittadino di Padova, confermando una tendenza che accomunerebbe il capoluogo euganeo e le vicine Venezia, dove Luigi Brugnaro è presidente della città metropolitana, Treviso con Mario Conte in doppia veste presidente di ANCI Veneto, e Vicenza, dove Francesco Rucco guida città e provincia. Se la provincia potrebbe chiamare, dove il sindaco è sicuramente al lavoro, è nella formazione della giunta. La poltrona di vice sindaco non dovrebbe riservare sorprese. Andrea Michalizzi, star delle preferenze con i suoi 2.800 voti, l'ha conquistata sul campo. Quasi certa anche la riconferma di Andrea Colasio alla cultura. Del resto l'Urbs Picta gli è valsa 1.000 preferenze. Sul resto i giochi potrebbero essere aperti. Il Partito Democratico sembrerebbe reclamare un assessore in più, visto il consenso in città, con Antonio Bressa che compare in tutte le schedine, ma l'Assemblea di Coalizione Civica, nonostante il risultato delle urne, chiederebbe 2 poltrone a fronte di 3 assessori uscenti. Dei 9 assessori nominati, 4 devono essere donne. Si riconfermeranno Francesca Benciolini, che con la sua lista Padova Insieme ha ottenuto 760 voti personali, e poi Cristina Piva, PD, Marta Nalin e Chiara Gallani, Coalizione Civica. Traballante la sedia della Gallani, forse più di quella di Marta Nalin, che ha conquistato quasi 1.000 preferenze, o è più traballante la sedia dell'assessore alla mobilità Andrea Aragona? Movimenti anche in casa lista Giordani, dove una poltrona sembra essere sicura per Diego Bonavina, ma potrebbero farsi largo volti nuovi come quello di Margherita Cera o del segretario provinciale di Azione Bruno Cacciavillani, senza fare i conti con un'altra record woman di preferenze nel PD come Margherita Colonnello, dove i giochi sembrerebbero fatti per la presidenza del Consiglio Comunale. Voci di Palazzo la assegnano ad Antonio Foresta. Le consultazioni continuano, l'orizzonte per avere conferme e ufficialità potrebbe essere la prossima settimana. Una sorta di cortocircuito amministrativo invece nella Bassa Padovana, dove il sindaco di Sant'Urbano Dionisio Fiocco viene subito eletto e subito sospeso dal prefetto per effetto della legge Severino. Vediamo perché. Me l'aspettavo perché è una conseguenza della condanna in primo grado che mi è arrivata a fine settembre. La condanna in primo grado, in base alla legge Severino,
La sospensione conseguente alla condanna in primo grado dura 18 mesi. Era già stato sospeso a novembre 2021 Dionisio Fiocco dopo la condanna in primo grado per concorso in peculato in un procedimento relativo alla discarica tattica regionale presente nel suo comune. Forte della fiducia della sua lista e dei cittadini, più di 700 lo hanno votato su 1900 abitanti, Fiocco si è ripresentato. L'avviso di garanzia mi è arrivato nel 2014, quindi un bel po' di anni fa. Ho scelto di andare a processo, quindi non ho scelto a dibattimento, non ho scelto riti alternativi, quali patteggiamento, rito abbreviato. Il pubblico ministero a luglio dell'anno scorso mi ha chiesto la soluzione per non aver commesso il fatto, però ahimè sono stato condannato. C'è un passaggio della sentenza nel quale si dice che è evidente che non ho avuto alcun interesse patrimoniale diretto su questa vicenda, però potrei aver avuto altri fini, solo che questi fini non sono stati esplicitati, per cui io adesso ho presentato ovviamente ricorsi in appello e sono in attesa che mi venga comunicata la data dell'udienza. La sospensione non pregiudica l'incandidabilità, spiega Fiocco, che ha già presentato ricorso in appello per la condanna, ma ritiene che, prima della giustizia, arriverà la fine del periodo di tempo previsto dalla legge Severino di 18 mesi di sospensione in caso di condanna nei casi come il suo. Fallito il referendum di domenica scorsa, vicende come la sua attendono che il Parlamento si pronunci. Nel frattempo, in comune la Giunta, proprio per questo proclamata a tempo di record, reggerà le sorti del municipio. La guida è già affidata al vice sindaco Guido Temporin con il sindaco consulente esterno. Cambiamo ancora argomento, andiamo a vedere qualche idea per il tempo libero. La data da segnare sul calendario è domenica 19 giugno. L'evento è Alto Sile by Bike, una biciclettata per conoscere le bellezze dei 5 comuni, Vedelago, Morgano, Quinto, Istrana e Piombino Dese bagnati dal Sile. 3 circuiti da 15, 20 e 33 km che porteranno i partecipanti a toccare alcuni siti naturalistici e culturali come l'Oasi di Cervara, il Gran Bosco dei Fontanassi, la Rotonda di Badoere. 4 gli ingressi e i percorsi, un modo per accompagnare i ciclisti alla scoperta delle peculiarità dei 5 comuni. Dobbiamo offrire al turista le nostre eccellenze, dobbiamo farle conoscere e ciascuno deve metterci del proprio a livello quindi sia di attrattività dal punto di vista sportivo ma anche enogastronomico e unire anche il culturale. Si tratta del primo evento che rientra nel più ampio progetto di marchio d'area Alto Sile che ha visto il comune di Morgano capofila con il successivo coinvolgimento degli altri territori bagnati dal Sile, con l'obiettivo di promuovere il turismo in quest'area che attraversa le province di Treviso e Padova. Per dare appunto lustro, per dare operatività soprattutto alla nostra progettualità di promozione territoriale. Ci auspichiamo che la partecipazione sia numerosa e che tutti i cittadini, non solo ma anche dei territori limitrofi, vengano a trovarci e vengano a percorrere i nostri bellissimi territori. Fondamentale in questa avventura è il gioco di squadra tra tutte le amministrazioni coinvolte. L'idea è quella di insieme portare avanti un progetto che possa avere una ricaduta in tutti i 5 comuni, però con magari un po' meno sforzo, perché chiaramente da soli si fa quel che si può. Oltre 1 migliaio le persone attese per questo primo evento, soprattutto famiglie e naturalmente tanti bambini. È la prima iniziativa dopo questo periodo di pandemia ed è un modo di far conoscere il territorio del parco che molte volte non è conosciuto. È un modo per far avvicinare i ragazzi, i bambini già alla natura, che è fondamentale nel nostro sistema di vita. A Noventa Padovana, infine, tutto pronto per un omaggio a un grande della musica. Uno spettacolo di luce, musica ed emozione a Noventa Padovana che sancisce il ritorno agli eventi culturali con un concerto dedicato al maestro Ennio Morricone. L'appuntamento per il prossimo 25 giugno a Villa Giovannelli Colonna. Il clou della serata saranno i 45 elementi dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta che eseguiranno le aree più famose tratte dalle colonne sonore di film celebri e pluripremiati. Nuovo Cinema Paradiso, C'era una volta in America, Per un pugno di dollari, La leggenda del pianista sull'oceano e molti altri. E più ti penso e più mi manchi. Un concerto da tutto esaurito con oltre 700 biglietti già venduti.
Al concerto si potrà arrivare anche tramite il Burchiello, quindi dal centro a Padova direttamente a Villa Giovannelli. Si racconteranno tutte le bellezze della Riviera del Brento, tra cui appunto la nostra villa, e questo modo sarà anche modo per ammirare tutto ciò che c'è attorno e ciò che c'è a Noventa Padovana. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi vogliamo solo dire che sono 4.419 gli ultimi casi di Covid riscontrati con i tamponi in Veneto, che portano le attuali positività a 38.133, numeri che sono in crescita. Noi ringraziamo Fabio Verin per la regia, tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie del Veneto. Ringraziamo voi per essere stati con noi, vi diamo appuntamento a TG Bassano, TG Vicenza di questa sera per tutto quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.